benvenuti ragazzi, benvenuti a questa live. Voi non sapete cosa posso fare con questa penna. Io lo so. È proprio quello che ci serve. Il marketing è il nostro grande. Ricominciamo. Bella a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Io sono 07 e oggi siamo tornati dopo 40 milioni di anni. Finalmente l'anatomia stai zitta. Siamo tornati finalmente ti ammazzo la famiglia. Siamo tornati finalmente sul nostro canale. Non farmi fare Ciao capo! Vi presento il capo, vieni qua. perché sono le mie stanze. Lui è il capo, lui è mio zio. Le mie stanze sono pulite. Molto carino e Non è vero. basta voi non sapete cosa si può fare con l'accendino scarico. Niente. Oh, comunque ragazzi, volevo farvi gli auguri. Vi ringrazio veramente per i 30 iscritti. Veramente tanto, grazie. Vi ringrazio ragazzi per i 30 iscritti e tra poco mi arriverà il microfono. Ma che cazzo ti avvicini questa cazzo di Devo rimediare prima che mi scopri. ma che bastarda che è la webcam. Ti rispetto moltissimo e lo so che una persona appassionata che tiene le stanze pulite, le camere sono pulite, ma non sono perfette. Ok? Grazie. Visto come Grazie. L'ho già detto grazie? Ora che tutti si sono Te l'ho già detto, scrivetemelo nei commenti. soluzioni per Comunque ragazzi, volevo volevo dirvi non ci sono comfort. ora io uso YouTube Capture per fare video, ma non si caricano. Porca la puttana, porca la troia, porca. Non so più cosa dire. No. È molto fastidioso dover andare Raga. al tavolo per trovare una presa elettrica. Benissimo. Un'altra cosa, volete stare con me? Io devo cambiare webcam perché la webcam che io ho, webcam, non webcam i giochi. Guardate ragazzi. Davvero? Non arrivo al tempo. Cosa fai? Stai valutando? Esatto. Vediamo come balli? Io ballo così. Si muove, guarda. Quanto fa? Mi dovevano cadere le cuffie. Nulla rispetto a un accappatoio di spugnati. Andiamo spesso a ballare. Guardate ragazzi. Ma sì, l'avresti detto? Sì, è proprio quello che mi aspettavo da te. Vediamo come Guardate. Bene, Voi vedete qualcosa? Riconoscete gli Andiamo una occhi? stanza. avete gli accappatoi, fate quello che volete. Ragazzi. Modo. Da soli. Niente, Sono si vede che Gina e webcam di Joyce merda hanno sono cominciato presi. finalmente a rilassarsi. Abbiamo bisogno di investimenti. Adesso Vabbè, raga, voglio dimostrare comunque. loro che anche nei giorni più freddi dell'inverno Voi non sapete che cazzo passa una persona per una cosa così. Vediamo ragazzi, Non è grandioso? Oh sì. vediamo se riesco a fare una cosa Certo. del genere. Per cominciare si diffonde il profumo. E la cosa più bella è che avete una camera Potrei riuscirci raga, non lo so. Ora vedremo subito. Comunque ragazzi, oggi siamo su Wow Wheel. Ottimo. Grazie mille. Posso mettermi Wow Wheel. No, non metterci la salsa. Mentre Gina e Joyce Ragazzi non vedo un cazzo, anche perché siccome che non vedo la webcam. Devi arrivare. Come stai? Bene, tu? Sono appoggiato al banco. Vedi? Quello vecchio. Sì vabbè, non si può saltare raga, non si può saltare, non si può saltare. Spiegami.
Allora, metteremo un mobile su misura da molto Aspettate un attimo, raga, guardate. dipingiamo la parete e la finestra e mettiamo degli specchi. Se stasera sarà finito Sì. e domattina ci sarà una nuova reception funzionale per gli ospiti. Appena arriveranno sarà subito in funzione. Secondo me questo caso hai fatto il passo più lungo della gamba, perciò sono un po' preoccupato. Ce la farai? Raga, guardate che posti di merda in cui ci dobbiamo cacciare Avevo noi. chiesto di fare. Ok, lo spazio è grande, ma non hai nemmeno cominciato. Non posso cominciare. Non voglio che lo vedano. Vanno avanti e indietro, perciò comincerò alle 5. Finisci stasera. Stasera. Per le 9. Mancano meno di 24 ore e 2 zone su 3 non sono ancora cominciate, perciò non sono preoccupato, Non preoccupate. sono terrorizzato. È il mio ultimo giorno al Brown Sun Lodge nel Vermont. Tutti hanno lavorato sopra per sfruttare al massimo il potenziale dell'hotel, ma sono un po' nervoso, perché ieri pomeriggio i lavori all'ingresso e alla reception non erano nemmeno cominciati. Non Che cambieranno palle. fino alle 5 di stasera. Non voglio che lo vedano. Ma nella notte la squadra è riuscita a finire tutto. Sì, sono vero che ma comunque sei. Hanno cominciato a usare un nuovo piumino e i manutentori hanno spalato la neve dai balconi. Allora, E un vediamo. attimo fa abbiamo ricevuto una bella notizia a proposito del terribile divano Fiona. L'abbiamo Qualcuno venduto, di- abbiamo incassato i soldi. Raga, mi voglio comprare. Ora potremo completare la stanza. Anthony sarà contento, ma soprattutto saranno felici i proprietari. Ha funzionato bene. Merda. In futuro non useremo più Che mobili di cazzo di seconda mano. merda. Mentre Alison finisce lavoro, io mostro il nuovo ingresso ai proprietari. Eccoci qui. Oh! Allora, quando sono arrivato qui, la prima cosa che ho visto entrando è stato un cartello. Questo è un po' meglio? Questo è un cartello. Venite qui, è bellissimo. È un cartello da hotel a una stella. Non è bellissimo ora? Sì, mi piace. Adesso Aspetta, guardate bene, cosa vedete? Un bel posto dove sedersi alla festa. Così è davvero un bel ingresso. Quando sono arrivato ho visto un posacenere pieno di sigarette e uno sgabuzzino. Ora non lo noto neanche più. E poi, appena ho aperto la porta, No, raga, aspettate un attimo che mi si è aperto qualcosa sotto il gioco di brutto che non va bene. Madonna. Che cazzo di palle. Comunque, raga, direi di ricominciare e andiamo avanti. Perciò questo è stato realizzato appositamente per il vostro hotel. Ora lasciate che vi mostri la Bisogna cosa più ricominciare importante di tutto, tutte. ma la Venite storia con me. stavolta cazzo la Benvenuti fare. nella nuova onda. Ma Incredibile. Già, è un nuovo inizio. Oh mio Dio! Accenditi padella. Guarda che Giorgio. Niente ragazzi, dobbiamo fare tutto. Intanto guardate la mia faccia. Vado. Cos'è? Se sapessi come si fa a tagliare, raga, io taglierei la parte. Non l'ho fatto da solo. Sono stato aiutato. Vi presento la mia designer Alison Victoria, che ha fatto un ottimo lavoro. Dov'è la mia amica Alison? Ciao, Joyce? ti piace? Lo adoro, ti piace? Ci sono tasti a prendere saltare sta Ottimo merda. lavoro. Mi piace tantissimo. Andiamo a vedere. Volevo che Mettiamo questo dei fosse cuffie. Gillian di VermontX.com ha fatto queste sedie e ce ne ha dato 3. Stupende. Sono belle, divertenti e perfette per l'hotel. Che altro c'è? Questa stanza è importante. L'abbiamo aperta un po', perché era divisa dal divano che la tagliava in 2. Volevo che il caminetto fosse il punto focale. Il lampadario è in acciaio e ci sta benissimo. Dai, venite a vedere. È la mia stanza preferita. Sì. A me ricorda una biblioteca. Guarda il carrello. È stupendo. Guarda bene. È una miniera d'oro perché potete offrire da bere agli ospiti e dedicarlo sul loro conto. Chi non vuole una cioccolata o un drink? Sono felice. Gli ospiti saranno Raga, con la reception. forse, Venite. forse ce l'ha
la faremo. E non è Non solo sbagliato. quella. Guardate dietro di me. Fantastico, è tutto organizzato, è inutile. È così Dicendo lungo che qualcosa, potrete non letteralmente capisco infilarci cosa, il ma filo noi di andiamo banconote. avanti. Sì. È diventato un hotel di prima classe. Ora vi mostro un'altra cosa di classe. I miei amici di Amazon mi hanno regalato 30 e-reader Kindle. Potete prestarli agli ospiti e hanno una particolarità. Un'applicazione grazie alla quale se comprate un libro e lo scaricate è visibile su tutti e 30. È magnifico. È tutto nuovo. Avete la tecnologia. Siete tornati in pista. Fantastico, no? Italiano. Ottima presa. Sapete che ore sono? È l'ora dei voti. Come sono andati nel design? 10. 10 Io non entrerei. Come sono andati nel marketing? 10 10. Se E nel fossi una relative pubbliche? proprietà, 10. E nel riaccendere la vostra passione? Triplo 10. Oh, sì. Grazie di tutto. Non l'avevo mai fatto senza tutto da te. È stato un onore e un piacere, ma ora non credetemi. Non si vede. Bravo. Prima Scusate che ragazzi, arrivasse sono Apple eravamo frustrati, Io da coglione, avevamo perso la speranza. Non avevamo più la forza di raggiungere i nostri obiettivi. Avevano dimenticato come far sentire speciale un ospite. Oh, Ma è guarda. questo il loro vero mestiere. Abbiamo dato loro una direzione, un piano di marketing e nuove energie. Sono assolutamente certo che il Brandy Sun Lodge No resterà nelle ragazzi, mani c'è di Jimmy nessuno. Joyce per Porca troia, la porca troia di... Spero che sua madre venga compenetrata da un cono. Non aggiungo altro. Spero che sua mamma venga dalla mafia cazzo. Sua mamma venga compenetrata da un cono. Tra poco resta impossibile. Anche un duro correrà verso in fondo. È un fuori tempo. Ragazzi, Tomona non ha paura boia. Come sempre, Ha più paura di quanto non abbia mai presa io. Semplicemente ci tengo molto ai dettagli. È il giorno del mio matrimonio. Io sto stirando le Sì, dai, levaci dei coglioni, vai via, ma... comincia con un lieto fine. In prima visione assoluta resta Sì, ma se vai via magari scappo, se no stiamo qua tutti i giorni a vedere che fare. Oh. E bella a tutti ragazzi, riprendiamo domani, cioè la prossima volta, per il semplice motivo che siccome che non so come andare avanti questo gioco, potreste aiutare voi ad andare avanti, io vi saluto, bella ragazzi.